Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Well, we're moving on now, to the east side, to a deluxe apartment in the sky. Moving on now, to the east side. We finally got a piece of the pie. Fish don't fry in the kitchen, beans don't burn on the grill. Took a whole lot of trying just to get up that hill. Now we're up in the big leagues, getting our turn at bat. As long as we live, it's you and me, baby. There ain't nothing wrong with that. Oh yeah, we're moving on up, to the east side, to a deluxe apartment in the sky. We're moving on up, to the east side. We finally got a piece of the pie. Well, we're moving on up, to the east side, to a deluxe apartment in the sky. Moving on up, to the east side. We finally got a piece of the pie. Fish don't fry in the kitchen, beans don't burn on the grill. Took a whole lot of trying just to get up that hill. Now we're up in the big leagues, getting our turn at bat. As long as we live, it's you and me, baby. There ain't nothing wrong with that. Oh yeah, we're moving on up, to the east side, to a deluxe apartment in the sky. We're moving on up, to the east side. We finally got a piece of the pie. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, che dolore che mi dai. Tu non hai mai visto i Jefferson, questa era la loro sigla, anno di grazia 1975. Rizzi, che era la moglie di George Jefferson, questo tenutario di lavanderie che aveva fatto i soldi e quindi si era portato nell'East Side a Manhattan negli anni 70 dove ci stavano i ricchi. E infatti la canzoncina iniziale diceva proprio questo: we're moving on up to the east side, eccetera eccetera. Ci stiamo trasferendo nell'east side in un appartamento nel cielo, eccetera eccetera eccetera, perché andavano nel grattacielo. Grandissima serie, grandissimi Jefferson in cui c'è un cameo di Pier Vittorio Scimia nei Jefferson, sappiatelo, ma io non rivelerò qual è la stagione né la puntata in cui c'è il cameo di Pier Vittorio Scimia. Amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1221 di oggi, giovedì 25 di giugno dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. E io voglio dare il bentornato all'onorevole Rebecca Frassini. Buonasera. Buonasera a voi. Ecco, lei Jefferson li vedeva, a differenza della nostra regista, perché l'abbiamo messa come canzone iniziale della puntata, già che ci siamo. Mi dica che almeno lei li vedeva i Jefferson. Sì, no? qualche volta. Buon gustaia. E allora alla fine stiamo parlando comunque di casa, perché loro appunto avevano cambiato casa andando a vivere nella New York dei ricchi, e lei invece ha parlato proprio del piano casa. Ecco, il piano casa invece che è stato
approvata alla Camera, onorevole, che cosa ci dice a differenza dei Jefferson? Ma innanzitutto il piano casa che abbiamo approvato, tra l'altro in prima lettura alla Camera questa settimana, è un principio rivoluzionario. Pensate che il primo piano casa l'ultimo piano casa che è stato approvato qui in questo paese risale al 1949, cioè era il piano Fanfani. Cioè questo Sì. per far capire a chi ci sta ascoltando che chi oggi critica il piano casa e chi soprattutto in aula, parlo delle opposizioni, si sono come sempre scaraventate contro il principio che sta alla base di questo importante provvedimento, lasciare un po' il tempo che trovano, visto che hanno avuto anni e anni per governare e non hanno messo mano a quello che a tutti gli effetti è, come chiamiamo, perché bisogna chiamarli poi anche con i giusti nomi, un contrasto ad un'emergenza abitativa che chiunque sia in questo paese sa perfettamente di che cosa stiamo parlando. Chi vive a Milano sa perfettamente che ormai i prezzi si aggirano intorno ai 5.000 euro al metro quadro, quindi stiamo parlando veramente, Milano ormai è la città in Europa che ha i prezzi del mercato immobiliare veramente tra i più alti, quindi questa è la situazione. E noi abbiamo voluto dare una risposta, grazie al ministro Salvini, a tutte quelle categorie che sono più in difficoltà. Penso agli insegnanti, penso agli studenti fuori sede, penso alle famiglie monogenitoriali con magari un figlio a carico, e quindi tutta una serie di categorie che noi abbiamo voluto tutelare, ma soprattutto impostare finalmente un piano casa con delle risorse importanti, perché infatti da qui al 2034 si stima verranno stanziate più di 10 miliardi di euro di risorse per ovviamente riqualificare tutta una serie di appartamenti, di abitazioni. Si parla di 100.000 abitazioni senza consumo di suolo ulteriore, anche questa è una cosa importante, perché pensate, in Italia circa 60.000 abitazioni oggi per le graduatorie delle case popolari sono di fatto inagibili, quindi non possono essere assegnate a chi ne ha bisogno, ed è per questo che da subito noi abbiamo stanziato più di 1.900.000.000 di euro di risorse che andranno proprio ad affrontare questo problema, quindi a rendere agibili questi 60.000 nuovi alloggi che saranno disponibili veramente in tempi brevi, perché è stimato che più della metà di questi 60.000 alloggi potranno richiedere quello che in gergo viene chiamato, in gergo tecnico, intervento soft, quindi servono veramente dei piccoli accorgimenti per renderli però finalmente agibili. La sinistra chiacchiera, però c'è voluta la Lega, c'è voluto Salvini, che alla fine ha messo mano a quello che era un tema importante, un'emergenza vera. Abbiamo iniziato ovviamente ad occuparci di questo, ma il piano casa è veramente molto strutturato. Oltre a questo che vi ho appena raccontato c'è anche un altro principio che è assolutamente rivoluzionario, cioè quello della partnership tra il pubblico e il privato. Tradotto, il pubblico sarà a fianco al privato che vorrà investire nel fare delle nuove abitazioni, di mettere a terra, di cantierare appunto queste nuove abitazioni. Lo Stato sarà al fianco del privato, quindi con agevolazioni, con sburocratizzazione, con una resa più veloce della messa a terra del cantiere, se il privato destina almeno il 70% di queste abitazioni all'edilizia convenzionata. Che cos'è l'edilizia convenzionata? Significa che poi quell'immobile, per chi poi ne usufruirà, sarà praticamente un prezzo che sarà meno 30% rispetto al prezzo ordinario del mercato. Quindi sarà appunto un modo per dare una risposta alle cosiddette zone grigie. Che cosa sono le zone grigie? Sono quelle zone che, sempre in gergo tecnico, vengono chiamate così, cioè quelle di tutti quei soggetti che sono, lasciatemi passare questo termine, troppo abbienti per essere nelle graduatorie delle case popolari, e però non sono abbastanza abbienti per poter comprarsi una casa con i prezzi del mercato che ovviamente sono alle stelle, pagare un affitto che anche quello è assolutamente alle stelle. Quindi ecco, quindi questa partnership pubblico-privato servirà proprio per dare una grossa mano a tutte le giovani coppie, a tutte quelle persone che oggi non hanno la possibilità di avere la propria casa. Per noi la casa è il bene primario, è il bene essenziale,
ovviamente come Lega ci siamo sempre battuti proprio per questo e siamo consapevoli che alla sinistra e all'opposizione difendere la proprietà privata è qualcosa che a loro non piace. Noi, in perfetta contrapposizione, crediamo che la casa sia un bene sacro, crediamo che la casa sia un diritto per ciascun cittadino di questo paese e quindi questo piano casa va proprio in questa direzione. Poi ci sarà anche che è collegato, diciamo così, al piano casa, ma che è giusto ricordare, perché prima ho parlato delle famiglie monogenitoriali che riguardano magari anche tutto il grande tema dei padri separati. Non nel piano casa, ma in legge di bilancio, ricordo che grazie sempre al ministro Salvini, che è l'unico che veramente ha messo la testa su un tema così importante, c'è stato uno stanziamento sul triennio di 60 milioni di euro proprio per i genitori separati. Questo che cosa significa? Tradotto in concreto che questo fondo permetterà ai genitori separati di avere 400-500 euro al mese come contributo d'affitto, che andrà a vantaggio, si stima più o meno, di circa 15.000 genitori separati proprio nel triennio. Quindi risorse concrete, strada avviata, un piano casa finalmente dopo tutti questi decenni che noi abbiamo avviato. All'opposizione, a chi critica tutto ciò, rispondiamo, perché ovviamente ci hanno criticato anche per le risorse, ma 1.900 milioni è troppo poco. No, ma sappiamo perfettamente tutti che in questo paese l'importante è fare la misura. Quando la misura funziona, è ovvio che poi nelle varie leggi di bilancio si sa ormai che si potrà rimpinguare il fondo e anno dopo anno sarà così. Noi stimiamo 10 miliardi in 10 anni con 100.000 alloggi che saranno pronti per i cittadini più in difficoltà. Molto bene. Allora, io la ringrazio molto, onorevole, ci ritroviamo presto. Grazie a voi, è sempre un piacere. Grazie ancora. Adesso pausa, pubblicità e poi torniamo con Tom Jones, It's Not Unusual del 1965. A tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime.
If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:34 minuti e 56 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata 1221 di oggi, 25 giugno del 2026. Diamo un'occhiata alle agenzie. Treno bloccato a Milano per ore con 200 persone a bordo senza l'aria condizionata. Ancora, Donnarumma lascia le ferrovie a pesare i recenti disservizi sulla linea ferroviaria, oggi il faccia a faccia con Salvini. E poi abbiamo l'aggiornamento, il terremoto in Venezuela, 164 morti, 1000 feriti, il sito web degli scomparsi, oltre 25.000 dispersi. Ecco, voi la conoscete, Blanca Bricegno dell'Airesven, l'associazione che rappresenta gli esuli venezuelani in Italia, è al telefono con noi. Blanca, buonasera. Buonasera e un profondo ringraziamento a Radio Libertà per questa trasmissione, ma non è solo la trasmissione o l'informazione, bensì il fatto che avete veramente messo sul vostro sito il link a desaparecidosterremotovenezuela.com, dove le persone possono rintracciare chi è sperso, perché faccio conto vecchio, ma quando Ciro era al Ministero degli Affari Esteri aveva detto che c'erano 150.000 oriundi che vivevano nel Venezuela, nel senso che avevano passaporto originario italiano, più lui diceva da 1,5 milioni a 2,5 milioni di italo-venezuelani, perché vi abbiamo ricevuti con le braccia aperte e abbiamo costruito un paese insieme. Grazie Antonino. Dio è il minimo. Il Signore ti pagherà questo. Come diciamo noi, Dios te paga. Y muchas gracias. Soy obligado y acepto con profunda humildad con tal benedizione. Com'è la situazione adesso in Venezuela? Che cosa sta succedendo mentre noi due parliamo? Bene, mentre noi due parliamo, io onestamente il collegamento che ho con mia sorella che vive a Caracas si è interrotto, ma quello che ti posso invece dare sono delle spiegazioni, in quanto c'è tutta, diciamo, ho informazioni da un centro di osservazione, un osservatorio sismico, e quindi essendo che c'è una linea, una fala teutonica che va dal centro verso occidente e si potrebbe anche, c'è un'altra sulla costa, sulla piattaforma marittima che non si sono ancora incontrati, che però il pericolo lì sarebbe molto più alto. Quello che sappiamo è che sono stati alle ore 18:05 è partito il primo terremoto di un'intensità di 7.2 della scala Richter, però a 21 chilometri di profondità, in una zona dello stato della regione Carabobo che si chiama Giumare, se per caso qualcuno che ascolta conosce la zona. Il secondo, con una differenza tra l'uno e l'altro di 39 secondi, ha avuto 7,5 di intensità, però a 10 chilometri di profondità, e questo è quello che ha occasionato
moltissimo danno. È stato terribile, soprattutto vicino alla zona di Puerto Cabello, diciamo un porto importante nel mare, insomma c'è un porto che si chiama Puerto Cabello, la città, secondo porto importante del paese, ed è nella zona, in questa zona c'è stata c'è la raffineria del Palito, che si chiama così, che è una raffineria che ha avuto un incendio mostruoso, apparteneva a Petrolio di Venezuela, nel settembre del 2012, e prima ancora aveva esploso l'altra raffineria di Amuay nel 25 agosto del 2012, con sospetti di quanto il disgoverno di Chavez aveva trascurato manutenzione, la manutenzione e tante cose, e quindi oggi sappiamo che il proposito veramente era la distruzione della meravigliosa industria del petrolio di Venezuela. Quindi ti dico queste cose perché coincidono zone dove sono successi disastri con cose dove sono state decisioni fallimentari della tirannide venezuelana. Nella zona appunto di Puerto Cabello, lì è durato 45 secondi e la gente, certo è per strada, è tanta gente per strada e si sta raccomandando ovviamente uscire dagli edifici, che non ci siano cose che possano interrompere la circolazione delle ambulanze, eccetera. Ma veramente ciò che è importante è che non salgano di troppo, però si sta calcolando, perché il presidente Trump ha avuto una dichiarazione dove ha detto che tutte le agenzie degli Stati Uniti erano disponibili a aiutare immediatamente il Venezuela, e ha pronunciato due cifre tremende, calcolando tra 10.000 e 100.000 i morti. Ecco, soprattutto la cosa più grave è che non esiste un servizio di protezione civile in Venezuela. Esattamente. È giusto che con quella frase volevo chiudere proprio il nostro incontro, proprio con quella frase. Quindi 30 secondi prima ricordamela, perché esattamente se si sono derubati i corrotti del Venezuela, la narcotirannide venezuelana si è presa più di 800.000 milioni di dollari, si capisce che non c'è un'ambulanza, non c'è una gru per alzare e vedere se ci sono persone che sono sotto le macerie, eccetera, eccetera, eccetera. Veramente la situazione è totalmente grave anche perché, allora, sono crollati anche mercati, sono crollati supermercati, sono crollati interi palazzi. Addirittura, per esempio, no, questo en passant il dato, nella zona di San Bernardino in Caracas sono caduti diversi palazzi, e quella era la zona abitata, molto abitata, insomma una grande maggioranza della comunità ebraica, che si è ridotta da 40.000 persone a 4.000, che è quello che rimane. Quindi figurati se sono cose abbandonate e non hanno avuto manutenzione. Certamente tutte queste strutture sono fragili, insomma, sono danni strutturali gravi. Quella zona lì che ti dicevo della raffineria, quella è stata dichiarata zona 9 come pericolo. Poi andando un po' verso occidente sono già stati dichiarati zona 8, zona 7 di pericolo, e però c'è anche un'avvertenza a Puerto Rico e le Isole Vergini che potrebbe arrivare uno tsunami. Pure? Sì, pure. E ci sono voci di persone di Curaçao, che Curaçao è vicino, l'isola di Curaçao,
hanno sentito fortemente, ma pure in Colombia sono stati 2 terremoti. Quindi altre zone di Caracas dove si sa che sono caduti sono la zona di Altamira, Los Palos Grandes, la Castellana, Chacao, che sono le zone dell'est, che sono le zone che erano molto più popolate da una classe media e media alta, diciamolo così. Certo. L'altro dato importantissimo è ciò che è successo alla Guaira, dove la Guaira, che è lo stato, quando dico stato scusatemi, ma è la regione Vargas, Sì. che è dove c'è l'aeroporto internazionale di Maiquetía. Tutti i voli ovviamente sono sospesi, ma ecco che non c'è nemmeno un esercito nazionale che possa attivarsi a fare guardia dei beni, quindi l'aeroporto hanno abbandonato. C'è un video dove si sente dire alle persone che stanno fuggendo, cercando di proteggersi, che dice andiamo nella zona 4, la zona 4. Sì, ma la zona 4, carissimo, è quella da dove c'è l'aereo degli usurpatori alla presidenza del paese, e da lì da dove esce l'uranio per l'Iran, l'oro per la Turchia, i lingotti che aveva portato la signora Rodriguez per che Sanchez diventasse presidente dell'Internazionale Socialista. Insomma, sono situazioni veramente che, come che dice, come si fa a non collegare queste cose? Dunque, lì in quella zona che si chiama La Guaira, il 14 dicembre del 1999 c'è stata una lavina di fango dove si calcola, cioè il 14 ancora pioveva, il 15 c'era il referendum dell'insepolto Chávez e si sapeva il pericolo e lui non ha protetto quella popolazione perché c'era questo referendum che poi ovviamente ha vinto. Certo, il referendum per approvare la Costituzione, il referendum in cui è nato quel nome mostruoso che abbiamo Repubblica Boloroviana del Venezuela. Bene, e lì sono morti tra 10 e 30.000 persone. Quindi per una seconda volta lo Stato Vargas cade in questa circostanza e non c'è modo, perché figurati se sapremmo numeri veri, con un regime che non sappiamo nemmeno quanti siamo. Appunto. La diaspora venezuelana in principio, secondo loro, siamo 8 milioni di diaspora, invece per noi siamo già sopra i 10 milioni di persone uscite dalla... Blanca, come possiamo aiutare il Venezuela in questo momento? Bene, guarda, c'ho una richiesta di un nostro amico di Airesven, che è un analista politico, Sì. ha scritto alla presidente di Airesven dicendo che c'era bisogno di vestiti, ma io penso che almeno quello che sta facendo Radio Libertà con questo link, promuovere questo link, perché le persone che non trovano, noi siamo in Italia, non sappiamo esattamente quanti siamo, nel senso che io sono solo venezuelana e ho solo la cittadinanza venezuelana, ma tanti che sono entrati, che sono italo-venezuelani, se sono entrati con passaporto italiano, sai, non appaiono in un conto come cittadini venezuelani entrati, ma entrano come quello che sono, anche hanno la loro cittadinanza italiana. E allora ricordiamo il sito ai nostri ascoltatori. Sì, non ce l'ho sotto l'occhio, aspetta un attimo, lo trovo subito perché l'ho scritto. Desaparecidos. Ah, beh, sì, desaparecidos, desaparecidos terremotovenezuela.com, e quindi appena si attivi un altro tipo di raccolta già di oggetti e queste cose qua. Devo dire che
il presidente Najib Bukele ha assolutamente avvisato un aiuto ufficiale e manda 300 riscattisti più con paramedici più 300 tonnellate di equipaggiamento. Ecco, perché la situazione, so che la Meloni ha detto qualcosa ma non sono riuscita a trovare la sua dichiarazione ancora, mi aggiornerò sicuramente. Molto bene. E ti terrò completamente aggiornato. Molto bene. Blanca, allora, grazie e ci ritroviamo presto in caso di ulteriori novità, va bene? Va bene. Ecco che la famosa frase, io non so dire. Bene, il fatto è che speriamo veramente, ecco te la traduco, non è mia, però la traduco. Sì. Speriamo che questo sia la chiusura, che Dio deciderà di questa tragedia che è iniziata con la slavina di fango nel 1999. Questo è del nostro amico Aguana, amico di Aires Bay. Grazie mille. Sai, come dice Romani 8:28, ogni cosa che succede ai figli di Dio, ai noi seguaci di Gesù, sono a bene, e che questo sia un momento di assumere coscienza di quanto fettido è il regime che c'è ancora, anche le negoziazioni attuali, anche chi si vuole vantare di fare una cosa dando spazio solo alla corruzione. Grazie Antonino. Prego, siamo sempre qua a disposizione, grazie ancora. Grazie, io ti tengo informato, grazie. Grazie. Io credo di non avere altro da aggiungere davanti a una vicenda del genere, cioè questo va per tutti quelli che hanno telefonato ogni volta in cui abbiamo parlato di Cuba, di Venezuela. Ah, ma no, perché a Cuba si sta bene, perché il Venezuela, perché gli americani gli americani fanno schifo, gli americani quella. Poi viene un terremoto del genere e viene fuori che il sogno bolivariano era soltanto una menzogna, una volgare menzogna. Va bene, allora adesso noi andiamo brevemente in pausa, ci sentiamo un pezzo, Robert Miles, Children, e torniamo tra poco. Grazie. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:54 minuti e 8 secondi, le magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1221. Adesso è il momento della nostra Anna Maria De Luca. Stasera parliamo dell'ultimo libro del ministro Giuseppe Valditara, che si occupa di Occidente. Vai pure Natalia, grazie. E allora io ho il piacere di ritrovare anche questo giovedì la nostra Anna Maria De Luca, psicologa, esperta di vicende della scuola. Il libro di cui parliamo questa sera è un volume opera del ministro della pubblica istruzione e del merito Giuseppe Valditara insieme con Giampaolo Azzoni, Manifesto per l'Occidente, i valori universali della nostra cultura, edito da Guerini e Associati. Intanto ben trovata Anna. Buongiorno, buon pomeriggio, bentrovati. Senti, ma io leggo questo libro, leggo soprattutto l'introduzione da parte del ministro Valditara che ricorda bene l'odio di sé e dell'Occidente evocato dall'allora Papa Benedetto XVI nel lontano 2004, e lui ricorda appunto che l'Occidente tenta in maniera lodevole di aprirsi pieno di comprensione a valori esterni, ma non ama più se stesso. E allora da questo punto di vista ci vuole un manifesto che è diviso in più capitoli e più punti. Un libro che si annuncia molto interessante, direi. Sì, è un libro, diciamo, necessario in questo momento storico. Guarda, più che commentarlo io leggerei alcuni passaggi, Sì. mi sembra la cosa migliore, a parte che chiaramente condivido in toto quello che c'è scritto nel libro, ma credo che la cosa migliore sia far arrivare agli ascoltatori direttamente la voce degli autori, tramite la mia chiaramente. Quindi allora, l'obiettivo del libro, scrivono all'inizio Valditara e Azzoni, quello che rifiutiamo è il fatto che vi sia una correlazione, faccio una parentesi, cioè loro all'inizio spiegano il perché scrivono questo libro, perché chiaramente sanno che ci saranno delle contestazioni, come sempre avviene, perché va tanto di moda disprezzare l'Occidente, perché gli italiani sono da diversi decenni, ma ultimamente ancora di più, molto affascinati, come dire, sia dalle mode New Age che da culture comunque lontane dalla nostra, ma che in qualche modo si sono mescolate, no? Alla nostra. Quindi loro specificano che essere per l'Occidente non significa farsi promotori di una sua concezione meramente apologetica, scevra di ogni elemento negativo, perché l'Occidente, come ogni altra civiltà, ha una sua ombra, anche se, spiegano, forse per lo più l'ombra non tanto dell'Occidente, ma piuttosto di quello che Kant chiamava il legno storto dell'umanità, cioè del fatto che non si possa sradicare il male dalle vicende umane. E questo è chiaro, no? Quello che rifiutiamo è il fatto che vi sia una correlazione necessaria o comunque causale tra i valori dell'Occidente e una logica di dominio fatta di violenza, sopraffazione e sfruttamento dell'uomo o della natura. Anzi, va ribadito che è proprio grazie ai suoi valori che l'Occidente è riuscito a leggere criticamente le pagine oscure della sua storia e che inoltre gli episodi più negativi si sono prodotti in antitesi, talora esplicita, a quei valori, come nel caso dei totalitarismi del XX secolo, cioè nel senso che noi comunque abbiamo fatto i conti anche con la parte brutta della nostra storia che chiaramente abbiamo avuto, no? Quindi, riprendo a leggere, ciò che intendiamo difendere e promuovere è il senso dell'Occidente, quello che in linguistica si chiamerebbe la sua intenzione, la sua connotazione, il suo sin, per usare il termine tecnico di Frege. E quindi, allora, qua se vogliamo aprire una parentesi, Frege è stato un matematico tedesco. Diciamo che lui come filosofo è considerato quasi unanimemente uno dei più grandi logici dopo Aristotele, e nel momento in cui Valditara e Azzoni parlano del senso dell'Occidente fanno un riferimento chiaro ad una, ad una distinzione. Frege distingueva la realtà in tre piani, no? In segno, senso, sin, che è quello a cui si riferiscono loro, e il riferimento. Cioè il segno sarebbe la parola, quindi l'espressione linguistica. Il senso è il contenuto cognitivo, oggettivo, ma non materiale della parola.
quindi il senso, probabilmente il riferimento è l'oggetto nel mondo. Infatti loro poi continuano dicendo poco rileva qui ciò che sempre in linguistica si chiamerebbe l'estensione, appunto come direbbe Frege, cioè i denotati dell'Occidente, gli spazi-tempi a cui può essere riferito, che è appunto il terzo livello, non di Frege, quindi l'oggetto del mondo, l'Occidente nel mondo. Quindi anche se ti interessa per lo storico e la geopolitica, non è in questione qui definire quali siano le aree geografiche, chiaramente le epoche per le quali sia ragionevole utilizzare la categoria di Occidente, se sia da considerarsi Occidente una certa parte del mondo o da che periodo si possa farne iniziare la storia. Quindi vedi, qua il problema come dire, è molto ampio, no? Bisogna anche capire giustamente, no? Occidente in che senso? Nel senso di civiltà occidentale. Gli studiosi hanno tantissime opinioni diverse su questo e infatti loro si riferiscono ad una recente ricerca di uno storico italiano che fa risalire l'uso del termine a un trattato del 1524 in cui a seguito delle scoperte geografiche Spagna e Portogallo si spartirono i territori che potevano essere colonizzati. Poi insomma ci sono tantissime altre ricerche, però quello che qui rileva insomma non sono i problemi storiografici e geopolitici, ma proprio il senso dell'Occidente e quale civiltà, quindi loro vanno a indagare quali sono i valori che lo costituiscono e ne individuano, come dicevi prima tu, 25. Ogni valore è un capitolo. Ecco, naturalmente non possiamo raccontarli tutti e 25, però io trovo molto interessanti la libertà, la paideia, questa parola bellissima, eredità del greco, di cui in Italia praticamente solo gli studenti del classico sanno, l'humanitas, lo stato di diritto, rule of law, la laicità e la persona. Ecco, libertà in Occidente come si declina e che cos'è la paideia? Allora, la Paideia Humanitas è un capitolo scritto da Loredana Perla, che è una nota pedagogista accademica italiana, che è stata coordinatrice delle indicazioni nazionali ed è professoressa all'Università di Bari, professoressa di didattica e pedagogia speciale. Allora, lei scrive che paideia è un concetto che viene da lontano, chiaramente riferito a tutto quello che quanto concerne l'educazione. Ma attenzione, non è semplice educere, è cultura, è definizione organica di principi, di formazione umana, di costruzione di abiti mentali e valoriali da porre al servizio della vita della comunità. Poi fa un escursus storico andando nel mondo romano, a Cicerone, a Varrone, poi fino ad arrivare appunto alla ragione del discrimine concettuale della paideia rispetto ad analoghe nozioni nate per esempio in Oriente, no? Per fare appunto emergere la differenza. Lei scrive, aspetta che trovo la pagina esatta, allora, per spiegare la ragione del discrimine concettuale della paideia rispetto ad analoghe nozioni nate in Oriente, mi avvarrò delle parole di Giovanni Reale nell'introduzione a un noto testo di Hegel, filosofo che alla paideia ha dedicato un colto studio nel secolo scorso. E dice: la loro scoperta dell'uomo, da parte dei greci si intende, non è la scoperta dell'io soggettivo, ma l'acquistar coscienza delle leggi universali della natura umana. Il principio spirituale dei greci non è l'individualismo, bensì l'umanismo. Umanismo viene da humanitas. Questa parola, dal tempo di Varrone e di Cicerone, indica l'educazione dell'uomo alla sua vera forma, alla vera umanità. Si riferisce a Hegel. Aggiungo che Cicerone, nel De Oratore, ispirato da fonti ellenistiche, evidenziò il nesso fondamentale tra la tendenza formale che era prevalente nell'arte greca e l'agire del modellatore, per cui l'uomo educato era un'opera d'arte vivente, plasmata da un maestro come il vasaio dà forma alla creta. Nell'ideale paidetico, insomma, l'educazione mirava certamente al perfezionamento del singolo, ma andava ben oltre, spingendosi verso la formazione dell'uomo politico, a sottolineare l'intimo nesso tra vita intellettuale produttiva del servizio alla comunità cui l'educazione preparava a disporsi. Questo è un passaggio fondamentale perché è l'uomo politico, no? Quindi l'impegno, che poi è anche il senso di questo libro, quindi l'impegno dell'uomo, espressione dell'humanitas nella politica, che è quello che Valditara fa ogni giorno. Infatti. Senti, libertà e humanitas. Humanitas, io ricordo al liceo ci spiegavano le lettere, gli uomini che si ispirano in fondo al passato culturale greco-romano per erudirsi e per costruire una società
diciamo, sulle spalle dei giganti. E tutto questo come si coniuga con la libertà? Allora, alla libertà dedica un capitolo Corrado Ocone, altro personaggio importantissimo nel nostro paese a livello di pensiero, filosofo. Ocone si occupa soprattutto di neoidealismo. E allora lui scrive: il concetto di libertà è proprio della civiltà occidentale sin dai suoi albori. Nel corso della storia esso però ha subito un'evoluzione, pur conservando in sé il carattere di volontarietà dell'atto a cui fa riferimento. Nel mondo greco libero era soprattutto quell'atto di volontà che l'essere umano compie in conformità alla sua natura, all'essenza del proprio essere. Nella tradizione ebraico-cristiana l'atto di libertà è il frutto delle scelte che ognuno compie in piena responsabilità, cioè libero arbitrio. La libertà dell'era moderna è invece autodeterminazione, e cioè una libertà che tende a farsi assoluta, illimitata, sciolta da ogni vincolo o legame, fosse pure quello derivante dalla più propria natura di ognuno oppure quello legato all'idea di bene. L'uso dell'aggettivo libero precede quello del sostantivo libertà, sia in Grecia sia a Roma. Questo è molto, molto interessante. Libero, nell'antica Grecia, è prima di tutto che è autonomo, indipendente, colui che può disporre, al contrario degli schiavi, di se stesso e del proprio tempo, e può quindi, ad esempio, dedicarsi all'attività politica. La libertà si esplica nel prendere parola all'interno delle assemblee cittadine o nell'agorà, e quindi nel partecipare alle decisioni politiche della comunità. Per estensione, i liberi sono anche una nazione e un popolo che non dipendono da altri, in grado quindi di autodeterminarsi. Questo carattere apparterrà anche ai cittadini di Roma, soprattutto nel periodo repubblicano. Essi sono liberi perché vivono in un regime libero, retto dalle leggi e dalle istituzioni e non dall'arbitrio di un tiranno. Questa idea partecipativa di libertà si affievolisce sempre più in età imperiale. Da quel momento in poi assistiamo ad un'interiorizzazione evidente nelle filosofie tardo-ellenistiche, soprattutto in quella stoica, dell'idea di libertà. La libertà è quella che si coltiva nel foro interiore, liberi dalle vanità e dalle false illusioni del mondo e anche da impulsi, passioni, inclinazioni. Questa capacità di liberarsi dai vincoli corporei e scegliere il bene, il giusto e il vero è fatta proprio attraverso soprattutto la mediazione di Paolo di Tarso anche del cristianesimo, che sempre più si diffonde in età imperiale nella vasta area facente capo a Roma fra Asia, Africa ed Europa. Scusate se mi sto allungando, ma è troppo bello questo passaggio. Prego, no, infatti io ti sto ascoltando con molta attenzione, vai avanti. L'idea cristiana di libero arbitrio passerà quasi senza mediazioni nell'idea moderna di una libertà di scelta che è propria dell'uomo, un soggetto in grado di autodeterminarsi, nonché in quella di uno stretto legame tra libertà e legge, divina, naturale, razionale, che è propria della tradizione giusnaturalistica del costituzionalismo. Kant, che è un po' la sintesi del pensiero della modernità, parla di una libertà interna che, come adeguamento alla ragione, costituisce la moralità. È una libertà esterna che, esplicandosi nella capacità di agire liberamente fino al punto da non ledere l'uguale libertà altrui, è regolata dal diritto. Pochi anni dopo Kant, precisamente il 18 febbraio 1819, Benjamin Constant tiene all'Athénée Royal di Parigi una memorabile conferenza destinata a diventare una pietra miliare nella storia del pensiero liberale. La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni. Pensa tu quanto è attuale, no? Sì. La libertà che si era affermata nei tempi moderni era, per Constant, la libertà individuale, che si esprime nella libertà di opinione, espressione, riunione, associazione. Lo Stato, cioè l'organo in cui la politica prende forma in età moderna, ha come scopo ultimo quello di tutelare e garantire questa libertà, ovvero i cosiddetti diritti individuali, umani o universali, che la precedono e giustificano logicamente, cioè le danno legittimità. La libertà degli antichi si esprimeva invece essenzialmente nella partecipazione politica, come già detto. L'impostazione di Constant è storica piuttosto che teorica e non nega che la libertà degli antichi possa avere corso anche in età moderna. Egli nega però che oggi si possa riproporre come predominante perché altre sono le esigenze dell'uomo moderno, attinenti alla sfera individuale e sociale piuttosto che quella più schiettamente politica. Insomma, non voglio leggerti tutto il libro, però in questo capitolo... No, è allora, importante ed è una cosa molto interessante.
Sì, sì, perché poi l'idea di libertà è centralissima oggi, non solo nell'agone politico, ma anche nella, come dire, a livello psicologico, nella libertà, nell'idea di libertà appunto che tutti noi abbiamo sin dalla scuola, dalla materna, tantissimi conflitti anche all'interno della scuola, per esempio, si giocano proprio sul filo della libertà, no? La libertà degli studenti, dei docenti, dei genitori, ognuno tende ad avere a volte un'idea diversa di libertà ed è proprio qua spesso che si apre il conflitto, no? Cioè, a volte ci si ritiene di essere liberi di fare cose che, come dire, che in realtà travalicano il proprio diritto. Comunque io ti leggerei tutto il capitolo, se vuoi vado avanti, se no Sì, fammi tu vai un'altra domanda. avanti perché volevo poi chiederti dello Stato di diritto e della rule of law, perché il senatore Valditara, il ministro Valditara è sempre stato molto attento al concetto di Stato di diritto, soprattutto al concetto di ordine, che è un concetto che molti pensano sia fascista, ma il diritto, e questo ce lo spiegavano il primo giorno a giurisprudenza, ce lo spiegava il professor Schlesinger, pace all'anima sua, diritto privato, il diritto ha due compiti: essere fattore di ordine e fattore di pace sociale, perché se non ci sono queste due cose, tu non puoi sviluppare una società moderna. Ecco, appunto, allora lo Stato di diritto cos'è? Stiamo prendendo argomenti veramente molto molto importanti. Allora, Stato di diritto, a questo concetto dedica un capitolo Vincenzo Mannino, che Vincenzo Mannino lavora con Valditara al Ministero dell'Istruzione e scrive: la ricerca di una saldatura fra legittimità del potere e primazia politica costituisce un leitmotiv della storia politica. Il potere è legittimo quando sia conforme a regola o norma. Tuttavia questa conformità non presenta una valenza univoca, assume una caratterizzazione particolare a seconda della connessione della regola norma alla natura, cioè siamo nel giusnaturalismo greco, alla volontà legge divina, quindi siamo nella teologia antica e medievale, o ad una scelta laicamente condivisa dalla comunità di riferimento, e che è il cosiddetto contrattualismo moderno. D'altro canto, scrive Mannino, la primazia nell'esercizio del potere viene avvertita e accettata come legittima quando il potere non si fondi sulla mera forza o sulla minaccia. Legittimità del potere e primazia politica, assieme al tema della loro saldatura, hanno trovato una rappresentazione promettente nell'emersione dello Stato liberale e del suo declinarsi come Stato di diritto. Il liberalismo si origina nel pensiero dei padri dell'illuminismo, a cominciare da Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Kant. Si delinea poi come dottrina improntata alla difesa dei diritti e delle libertà individuali, assumendoli come naturali, come necessario bilanciamento dell'autorità pubblica e come presupposto irrinunciabile nello Stato. Questa tipologia di Stato a connotazione liberale prende piede in Inghilterra a partire dal XVII secolo, significativamente consolidandosi con la rivolta per l'indipendenza delle colonie inglesi in America a partire dal 1765, con quanto affermato dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America del 1787 e con la Rivoluzione francese del 1789. Diviene allora sempre più diffuso ideale di riferimento, declinandosi come Stato di diritto. In questo esito, un ruolo decisivo va ascritto dal punto di vista teorico e nei suoi effetti pratici alla dottrina tedesca dell'Ottocento, ma prima ancora a quella sviluppatasi in Francia a ridosso delle sue vicende rivoluzionarie, che metteranno fortemente in crisi lo Stato a connotazione assolutistica. In particolare, nella realtà francese, dopo i furori della rivoluzione del 1789, farà capolino l'idea che lo Stato dovesse avere una strutturazione del tutto giuridicizzata, con al centro il Parlamento e le leggi da esso prodotte. La normazione, con fondamento legislativo, diviene il riflesso diretto del popolo e poi della nazione, quale strumento privilegiato di riferimento nell'operatività dello Stato. Agli organi giudiziari si riserverà il compito di applicare la legge, estremizzando il sospetto, tra virgolette, verso l'attività interpretativa della legge da parte dei giudici, si arriverà a dire che essa fosse da considerare autoevidente e autoesplicantesi. Ne deriverà un vero e proprio culto della legge. Vado avanti? No, molto interessante. E senti, parlando invece di due temi molto scottanti, la laicità e la persona, e con questo ci avviamo anche alla fine della nostra chiacchierata, però
La laicità, questo tema che specialmente in un momento come questo, in cui chiaramente abbiamo una forte presenza islamica che si sta radicando, abbiamo chiaramente i diritti delle donne che sono messi in discussione e così via. Come si fa? Alla laicità dedica un capitolo Antonio Fucillo che dice: la laicità è uno dei valori sui quali si fondano le moderne democrazie occidentali. La Corte Costituzionale ha individuato la laicità tra i supremi principi del nostro ordinamento, imponendola come un prisma indefettibile attraverso il quale leggere ogni singola situazione giuridica. Essa è anche un principio filosofico e politico e riguarda il modo di essere dello Stato e della società nel momento in cui si relaziona con il fenomeno religioso. Uno Stato moderno è certamente non confessionale, cioè non si identifica in modo istituzionale con una religione. Questo sembra essere scontato, in realtà oggi nel 2026 non lo è per niente. Una repubblica deve infatti garantire il pluralismo senza tuttavia dimenticare i tratti culturali identificativi di un popolo. Per funzionare bene, la laicità deve pertanto essere inclusiva, collaborativa e soprattutto dinamica nel rapporto tra lo Stato e le confessioni. La religione è uno dei tratti qualificanti della società e che inevitabilmente la caratterizzano. La laicità quindi non deve identificare uno Stato ostile al fenomeno religioso, ma deve spingere verso un'accettazione delle religioni come parte essenziale del tessuto sociale. Il recupero dei valori religiosi che tradizionalmente appartengono alla cultura di un popolo è un rilevante valore sociale. La laicità quindi si pone quale corollario del diritto di libertà religiosa di cui sono titolari tutti, secondo l'articolo 19 della Costituzione, indipendentemente dai contenuti di fede delle diverse confessioni e dal numero dei relativi appartenenti. Il rapporto inscindibile tra laicità, libertà religiosa e uguaglianza religiosa segna in qualche modo il fondamento della relazione tra il cittadino e la Repubblica. Io andrei avanti anche qua a leggerlo tutto, però dimmi tu con i tempi come siamo messi. No, abbiamo ancora 5-6 minuti, quindi vai avanti tranquillamente. Con l'avvento dello Stato costituzionale, la libertà religiosa e la laicità divengono entrambi principi costituzionali posti a presidio del rapporto tra autorità e libertà in materia di fede. La laicità, pertanto, è essenzialmente un'idea, un valore, un carattere essenziale dello Stato, inteso come categoria filosofica, politica e giuridica, che vive però della continua e costante tensione tra la purezza dell'idea e la sua attuazione pratica all'interno di diversi sistemi giuridici. Questi ultimi sono infatti caratterizzati dalla diversità dei contesti storici di riferimento, dalla simmetrica relazione tra la politica e la religione e tra le chiese e gli stati, quale esito dell'evoluzione storica specifica a ogni singolo contesto sociale e politico. Insomma, Antonino, questo è un libro impegnativo ma necessario, come dicevamo all'inizio. Decisamente. Senti, un'ultima cosa, la persona. Tu che impressione ne ritrai da questo libro? Allora, io questo libro è una di quelle cose di cui non sai di avere bisogno fino a che non ce l'hai, fino a che non lo hai in mano, nel senso che nel momento in cui lo leggi ti rendi conto che in questo momento storico è quello che serve a tutti, proprio per chiarirci le idee, per, come dire, per indicare una roadmap valoriale, perché adesso te abbiamo più o meno la stessa età, Sì. ma io quando ero adolescente, certo abitavamo, tu dove abitavi, al nord o al sud all'epoca? Io abitavo nel profondo sud. Io stavo al nord invece, io stavo in Lombardia, tu stavi in Calabria, eravamo, ecco, le due antipodi. Adesso non so la tua esperienza, ma la mia esperienza è che negli anni 80, 90, in tutti quei decenni là, chi era figo, tra virgolette, lasciami passare il termine, era chi aderiva a tutti i movimenti orientaleggianti, si vestiva all'orientale, cominciava a fare sport orientali, cose strane orientali, diciamo, anche a volte cose energetiche, cose che tanto piacciono a un certo tipo di persone. E sembrava che tutto questo stesse soppiantando la cultura in cui eravamo cresciuti, no? Cioè, che sembrava che noi fossimo quelli vecchi, fossi quelli rimasti indietro, mentre chi faceva queste cose era avanti. Invece poi ci siamo resi conto dopo, in seguito,
quello che eravamo, quello che siamo, cioè la nostra identità, che è un'identità di occidentali. Quindi il manifesto per l'Occidente chiaramente è scritto da persone di altissimo livello, quindi il livello di questo libro è estremamente alto e appunto per questo gli fa una lettura impegnativa, però anche volendo, come dire, allargare il concetto a livello comune, più basic, cioè il punto focale è che bisogna difendere l'Occidente, non per essere razzisti o perché non apprezziamo le altre culture o perché neghiamo le altre culture, perché è ovvio che l'Oriente è una grande cultura, così come l'Africa, come dire, ogni parte del mondo ha una propria cultura, però noi siamo occidentali e di sicuro in questo momento non c'è un posto migliore dell'Europa dove vivere. E questo indica qualcosa, perché se le altre culture hanno prodotto la realtà che abbiamo oggi, e se oggi tutti vogliono venire in Europa a vivere, è evidente, è logico che quello che ha prodotto la cultura occidentale è migliore di quello che hanno prodotto altre culture, altrimenti saremmo andati tutti a vivere in Asia o in Africa, no? Invece è in Europa che tutti vogliono venire, quindi cioè, basterebbe questo banale dato di realtà per capire che la nostra cultura non solo non è inferiore alle altre, ma ha bisogno, come un bambino piccolo, no? Ha bisogno di essere custodito, tutelato dagli attacchi che riceviamo ogni giorno, attacchi culturali, perché nel momento in cui, adesso non volevo entrare nel tema dell'immigrazione, però nel momento in cui si entra nel tema dell'immigrazione e ha il ministro dell'istruzione che lo affronta con la cultura, cioè dicendo bene, formiamo nelle scuole italiane all'estero i ragazzi nelle materie che servono in Italia, così nel momento in cui verranno in Italia avranno un lavoro e non saranno per strada a fare la fame, quindi nelle aree quindi indicate da Confindustria dove mancano persone, nel momento in cui dice integriamo, aiutiamo i ragazzi stranieri a diventare bravi in tutte le materie, come potenziando l'italiano, dando per loro un insegnante in più, un insegnante specializzato per i loro bisogni, un insegnante che è capace di parlare con ragazzi che arrivano da altre culture, altre lingue. Cioè, questo significa accogliere le persone per far crescere la comunità, ma in Occidente, secondo i valori occidentali e secondo le regole occidentali, perché è chiaro che se arrivano qua devono rispettare le nostre regole e vivere secondo le nostre leggi. Ovviamente, no? Come sarebbe se noi andassimo là da loro. Certo. Quindi per questo dico è un libro necessario, perché a livello estremamente alto spiega e motiva, come dire, adesso non riesco a trovare la parola, afferma, mi sembra un po' riduttiva come cosa, però come dire, dà a tutti il giusto orizzonte di pensiero, cioè il giusto orizzonte di pensiero è dire noi siamo occidentali e dobbiamo difendere l'Occidente, quindi dobbiamo difendere i valori universali della nostra cultura e siccome non ce li ricordiamo più, questo libro li ho messi in fila, ne ho individuati 26 e Valditara ha scelto per ognuno di questi valori la persona a suo avviso migliore, più elevata per raccontarlo e per spiegarcelo, per ricordarcelo. Quindi io invito assolutamente alla lettura perché infatti in genere noi nelle nostre puntate parliamo di 3-4 libri, questa puntata la dedichiamo unicamente a questo libro perché anche per sottolineare il valore, no? L'importanza che ha oggi in questo momento storico. Decisamente. Senti Anna, io vorrei chiudere con una immagine che è nella rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci. Il libro si chiude con lei che sta guardando una manifestazione in televisione e in questa manifestazione, dopo l'11 settembre e così via, dice l'Occidente non muore per un motivo molto più facile, perché dice, io guardavo queste persone e c'erano lui e lei innamorati, fidanzati, si sono guardati negli occhi, si sono dati un bacio davanti a tutti e lo vedo come un segno di speranza. Allora l'Occidente muore o no, secondo te? O c'è la speranza di cui parlava la Fallaci? Ma se n'è la speranza è nella linea Valditara. Cioè se tutti condividessero la sua linea, perché lui ha il punto è che lui ha una visione lunga,
cioè nella scuola i processi sono lenti, no? I risultati si vedono dopo decenni, ci vuole una visione lunga, lui ha una visione lunga. In altre aree non ci sono tempi così lunghi, quindi a volte è una questione il problema è una questione di prospettiva, però io, guarda, ti faccio un esempio banale, io lo sai, amo moltissimo l'arte, sto facendo un dottorato sulla Divina Commedia, eccetera. Una delle mie preoccupazioni è, allora, in Italia nascono pochissimi bambini, no? Io sono anche tra le le colpevoli, perché anche io non ho fatto figli, no? Cioè, in Italia nascono pochissimi bambini. Bene, le nostre opere d'arte, se la maggioranza dei bambini che sono in Italia sono bambini di altre, cioè non adesso la maggioranza, ma in prospettiva, se in futuro la maggioranza saranno bambini che arrivano da altre culture, se noi non insegniamo a questi bambini ad amare la nostra cultura, come possiamo pretendere che siano poi da adulti capaci di conservare i frutti della nostra cultura, quindi le nostre opere d'arte, i nostri musei, i nostri quadri, cioè, per conservare tutto il patrimonio artistico nostro c'è bisogno di persone che lo capiscano e lo amano. Quindi insegnare a chi viene i valori dell'Occidente è fondamentale, perché tu pensa che cosa succede se tra 50 anni, no? Metti che tra 50 anni le persone che saranno a livello decisionale per la maggior parte potrebbero essere, continuando di questo tipo, potrebbero essere immigrate, comunque arrivate da altri paesi, di seconda, terza generazione come vuoi tu. Se nel frattempo non avranno imparato ad amare quello che noi abbiamo, perché dovrebbero tutelarlo? Bella domanda. Cioè, quindi noi rischiamo, non è solo una questione teorica, è anche una questione molto pratica e molto concreta. Cioè, nel momento in cui tu vedi che so, un palazzo meraviglioso, un palazzo tutelato, un palazzo vincolato, metti che un giorno diventa ministro, che ne so, adesso mettiamo una persona che non capisce, perché non l'ha imparato a scuola, no? Il valore di quell'oggetto, di quella cosa da proteggere, magari deciderà di destinare i fondi a qualcos'altro, che ne so, a fare un grande centro commerciale, a fare un qualcosa di più, come dire, di non appartenente alla nostra cultura europea, ma che comunque può essere più redditivo economicamente di quanto potrebbe essere per esempio un museo, no? Cioè, quindi noi dobbiamo, come dire, guardando al futuro, anche tutelare l'Italia. E l'Italia si tutela così, come è scritto in questo libro, si tutela insegnando agli italiani e non italiani a difendere i valori dell'Occidente, i valori della nostra cultura. Pienamente d'accordo con te, grazie Anna. Ricordiamo ai nostri lettori questo bellissimo libro del ministro Valditara insieme con Giampaolo Azzoni, Manifesto per l'Occidente, i valori universali della nostra cultura per Guerini e associati. Grazie. Sì, non abbiamo detto di Azzoni, Giampaolo Azzoni, ma l'ho dato per scontato, è professore ordinario di filosofia del diritto a Pavia, insegna teoria generale del diritto, ha scritto tantissimi libri, è stato anche prorettore dell'Università di Pavia fino al 2025, quindi è una persona che fa molta ricerca e che ha scritto, tra l'altro, un libro molto bello suo, esercizi di filosofia del diritto, che uscì qualche anno fa, mi pare nel 2021, altro libro di cui dovremmo parlare. Molto bene, avremo modo di parlarne, grazie. A te. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci, casomai mondiali. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:28 minuti e 6 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. L'avvocato De Filippi al telefono con noi. Buonasera avvocato. Carissimo Antonino, salve a tutti. Avvocato, noi stasera abbiamo un'edizione un po' ridotta della trasmissione e me ne scuso, però stiamo aspettando di entrare in comunicazione con il nostro ospite, il signor Marco. Chi è questo signore? Poi... Allora,
Devi sapere, Antonino, che questa settimana è uscita una sentenza della Cassazione particolarmente interessante per i padri separati, perché questa sentenza della Cassazione, per forse la prima volta, ribadisce un concetto della bigenitorialità rafforzato. Cioè, praticamente cosa va a dire la Cassazione? Dice, quando si parla sempre di ascolto del minore, no? L'ascolto del minore è fondamentale, la Cartabia dice che va ascoltato in ogni caso, soprattutto quando ci sono problemi che non vuole vedere il padre, per esempio. E questo ascolto diventa una sorta di rito freddo, rito da fare in qualche modo senza particolare attenzione. Invece no, la Cassazione in questa settimana ha affermato, e questa sentenza ha avuto molta eco sui giornali e su internet, che praticamente l'ascolto del minore deve, nel caso in cui il minore non voglia vedere uno dei genitori, spesso il padre, il giudice deve essere particolarmente attento. Non è un ascoltare tanto per, ma è un ascoltare il minore facendo molta attenzione al fatto che ci siano delle ragioni vere dietro il rifiuto genitoriale. Ecco, questa mi è sembrata una sentenza importante per presentare un ospite. Non so se siete riusciti a contattarlo. Sì, è già Marco, al telefono, ci sta aspettando. Nome di fantasia, perfetto. Signor Buonasera. Marco, buonasera. Buonasera, mi sentite? Sì, perfettamente. Sì. Allora, Perfetto. dicevamo, ti rubo il tempo, caro Antonino. Marco è un mio cliente che ovviamente vuole rimanere anonimo, quindi non si chiama Marco, ma fa lo stesso, e per ragioni di privacy, ovviamente, di quant'altro, essendoci di mezzo un minore. Allora, tu Marco hai un figlio minore, giusto? E stai portando avanti una battaglia per lui. Ci puoi dire qualcosa in più? È una battaglia che dura da un bel po', dove appunto ci sono di mezzo questi, io li chiamo sciacalli, perché non sono altro che gente che lucra sui minori. Come dice anche in vari dettaglio video. degli aggettivi e io direi, parliamo della situazione, cioè parliamo dei fatti. Tu praticamente hai un figlio di quanti anni? 13. Ok, hai difficoltà a vederlo, giusto? Esatto, però va precisata una cosa, non per volere nostro, mio e suo. Cioè la sentenza della Cassazione ultima l'ho letta anch'io e francamente non riguarda il mio caso, perché lui vuole vedermi, ma è circonvenzionato, essendo che ci sono attorno tutta una serie di personalità e professionalità, avvocati, curatori, psicologi, assistenti sociali e quant'altro. Allora, per accrescere la conflittualità, gli si impone una determinata cosa che non è ciò che ha stabilito il giudice. Cioè, quindi tu stai dicendo, per sintetizzare nei confronti anche degli radioascoltatori che capiscono meglio, mio figlio mi vuole vedere, sei fortunato perché a volte i figli si ribellano, no? Quindi lo sai. Quando c'è la manipolazione, sia che la manipolazione venga dalla madre, sia che venga anche da altri soggetti, assistenti sociali, eccetera, eccetera, in astratto, questa manipolazione porta alla reazione che il figlio o si attacca ancora di più al padre, come nel tuo caso, quindi è forte, ha un carattere forte, oppure a volte si piega. Nel tuo caso, quindi lui ti vuole vedere, però ci sono una serie di difficoltà. Tu lo puoi vedere come? Come lo puoi vedere il figlio? Lo puoi vedere liberamente o lo puoi vedere solo con gli assistenti sociali? Purtroppo in incontri protetti, ma da 7 anni a questa parte, nell'ultimo anno mi stanno dando questi incontri protetti per via di questa conflittualità che hanno creato loro. Ed è umano. Ti volevo, scusa se ti interrompo,
da quando non lo vedi regolarmente tuo figlio in questi anni? Quanto lo vedi e come lo vedi? Aprile dell'anno scorso è iniziato, diciamo così, questa sospensione, tra virgolette, della genitorialità. Non me l'hanno fatto né sentire né vedere per 8 mesi. Questo non è bello. Non è bello per niente. Parli con un papà che non vede sua figlia da 2 anni e mezzo, quindi vedi, tu sei più fortunato. Comunque, io fatico. Non hai visto tuo figlio per 8 mesi, poi hai cominciato a vederlo nello spazio neutro, giusto? E siamo tuttora sotto spazio neutro a gestione di 2 incontri, di calendarizzazione di 2 incontri a volta. Non di più. Quindi tu lamenti, per far capire un attimo ai radioascoltatori e anche Antonino sulla situazione meglio, tu lamenti che questi calendari che fanno gli assistenti sociali sono molto in ritardo, a volte non ci sono, in questo momento tu non ce l'hai il calendario, mi sembra di capire, giusto? Un paio d'ore fa mi è arrivata la mail dell'assistente sociale del mio paese, neanche dell'affidatario del E quando lo vedi tuo figlio adesso? Il 2 di luglio. Quindi tu per quanto tempo non l'hai visto? Per 2 mesi, da maggio a luglio, giusto? Da maggio a luglio. Sì, l'ultima volta l'ho visto il 6 di maggio. Poi basta, buco assoluto, nessuno dice nulla, tu scrivi e loro proprio assolutamente non ci sono, devono aspettare quello, dobbiamo fare rete qua là. Ma purtroppo ci ha detto Antonino che la trasmissione ha un po' tempi contingentati oggi, semmai ti rifaremo tornare. Volevo dire questo, tu hai avuto anche una CTU, faccio 2 domande io adesso, hai avuto una CTU, vero? Bravo, sì. La CTU è stata positiva o negativa? Manipolativa. No, ma a prescindere dal fatto che sia negativa, è negativa, ma perché è manipolata? Ma la CTU ti ha etichettato. Come ti ha etichettato? Se puoi dirlo. Mi ha etichettato addirittura come narcisista maligno. Maligno che non corrisponde alle mie caratteristiche di personalità, perché un narcisista maligno non è empatico. Io sono molto empatico, lo può dire chiunque mi conosca. Certo, ma tu hai fatto una controperizia del tuo consulente di parte, no? Il tuo consulente di parte cosa ha detto? Che questo narcisista maligno corrisponde al vero o no? Assolutamente no. Primo per questo fattore qua, secondo perché è stato fatto un test solo che di per sé preso da solo non può essere tenuto in considerazione, ovvero il test di Rorschach, vabbè, se vogliamo andare nello specifico, e per via di ristrettezze economiche come lo squisante che hanno trovato bisognava fare, era sufficiente magari fare un test solo, in caso che si fosse dovuto scegliere un test solo andava scelto l'MMPI 2. Allora ascoltami, questo fatto del narcisismo è una diagnosi, diciamo un po', nel tuo caso tu l'hai contestata che è il tuo consulente di parte, ma in generale è una diagnosi abusata, cioè il narcisismo è il classico, diciamo, commodus discessus di tante perizie. E quindi questo narcisismo, se non ci sono dei test appropriati, perché tu parli dell'MMPI 2, ma anche quello non è specifico per il narcisismo, sono i test più usati, sono generici. Bisogna fare dei test specifici sul narcisismo, allora sì che si ha la prova, ma se no come si fa a etichettare di narcisismo uno e addirittura maligno senza farne Esatto, ti viene il dubbio che sia questa sintomatologia, uno approfondisce con altri test per dire sì, è vero, è un narcisista, ma sulla base di un test solo, che fra l'altro è manipolabile e interpretabile a piacere, tra virgolette, del CTU e del testista.
non puoi poi portare una relazione del genere ad un giudice, compromettendo ancora di più di quanto era già compromesso il mio rapporto con mio figlio, compromettendolo ancora di più. Ho esposto denunciato determinate cose, comportamenti della mia ex moglie e dei servizi sociali durante questi 7 anni di separazione. Mi è stato girato contro, diciamo così, ciò che io ho esposto. Perché? Perché ho sempre denunciato questa impossibilità nelle telefonate, l'abbandono del minore, siccome la mia ex moglie fa lavori su turni come OS, quindi 6 su 7, sabato e domenica indipendentemente, notti, 3 turni sono, mattina, pomeriggio e notte. Io riportavo scusa se figlio... ti interrompo, ma per far sempre capire bene radioascoltatori e quant'altro. Sì. Quando un padre, ma anche una madre, combatte per i suoi diritti, non va bene, dovrebbe stare in silenzio, dovrebbe attendere serenamente pur non essendo sereno. È questo un po' che vuoi dire? Secondo quello che è l'interpretazione giudiziale di un papà che fa valere i propri diritti, è questo, no? Quindi se il papà fa valere i propri diritti diventa che crea il conflitto e allora non va bene. Ma allora non fare valere i propri diritti significa subire, o sbaglio? È una domanda retorica, però te la volevo fare. Bravo, sì, è vero, quello sì. Però vorrei fare una piccola precisazione sulla prima parte della frase che hai detto. Io non vedo la questione padre, madre, uomo, donna. Un genitore che si classifica genitore, quando fa valere i suoi diritti, quando vuole far valere i suoi diritti, non è manipolabile dal sistema, perché questo è un sistema. Lo vediamo anche sistema, che tu dici il sistema, non vede di buon occhio, chi esercita il suo diritto dovere di controllo e di far valere i propri diritti di padre o di madre. E questo è il punto. Il sistema trasforma chi agisce come se facesse uno stalking giudiziario. Si è arrivati anche a questo, a dire che il padre con la madre che fa causa fa stalking giudiziario perché fa valere i propri diritti. Ma questo è una cosa, è una bestemmia, diciamo, perché sostanzialmente ha il dovere il padre o la madre di far valere i propri diritti, non solo il diritto, anche il dovere. Quindi se non combatte per i diritti di suo figlio e del padre o della madre, di se stesso, sicuramente questo è un problema, non il fatto che agisca. Il fatto che agisca e dà fastidio, fa benissimo a dare fastidio, e se il sistema non è contento, chi se ne frega, nel senso che ciascuno di noi ha dei doveri e dei diritti. Adesso ti volevo fare un'ultima domanda, questa che ti avrebbe fatto Antonino, poi Antonino probabilmente gli rubo la palla ma la riprende. Ti dicevo, ma tu, nonostante questa odissea giudiziaria, tutto questo 7 anni che sono, eccetera, eccetera, tu hai ancora fiducia nella giustizia? E se sì, cosa faresti per cambiare le cose, come un intervento legislativo che possa aiutare i padri e le madri in difficoltà a far valere i propri diritti? Allora, io originariamente sono siciliano, ho come mentore, diciamo così, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 2 massimi esponenti della magistratura barra giustizia. E sì, ho ancora fiducia nella giustizia italiana, perché lo vediamo in tante questioni, come ciò che è successo in Toscana barra Ulla con quel giudice che è stato condannato, lo vediamo a Pavia, Garlasco, con che cosa è successo, e chi è stato scoperto, diciamo così, con le mani nella melma, e stiamo parlando di carabinieri, PM e giudici, ok, che vengono addirittura condannati per aver omesso, perché qua la questione si tratta, oltre alla
al ritorno, diciamo così, che può esserci economico per Tizio Caio che espone la cosa per le case famiglie eccetera, ci deve essere qualcun altro che supporti la linea, no? Ok, sì, se uno dice ma in quella famiglia c'è un problema, ok, ci deve essere qualcuno che va ad analizzare la famiglia e sostiene la tesi che ci sia il problema. Allora, quindi capisco che tu, nonostante la delusione di quello che è successo a te, hai sempre la speranza che le cose possano cambiare. Ma allora che cosa faresti se fossi il legislatore? Perché questa è una radio politica che viene ascoltata dai politici e quindi la Lega che è la proprietaria della radio è anche parte della maggioranza di governo e probabilmente alcuni esponenti leghisti ci ascolteranno e non solo loro. Allora tu cosa proporresti alla politica per cambiare le cose in modo migliore per chi combatte da solo contro la giustizia per affermare i suoi diritti? Io non vorrei fare campagna elettorale però. No, non è una campagna elettorale, è solo un suggerimento per vedere se la politica, a prescindere da sinistra o destra, voglia fare qualcosa per padri e madri che sono in difficoltà. Esatto. La Lega come maggiore esponente a Matteo Salvini, che anche lui è un padre separato e aveva fatto delle promesse di a sistemare un pochettino la questione dei padri separati. Pillon aveva fatto un disegno di legge, il 735, che è stato abbandonato. Bisognerebbe quantomeno magari un pochettino ripercorrere, riprendere in mano determinate cose che sono già state fatte. Non c'è molto da fare, perché già la Costituzione che ci dice che siamo tutti uguali di fronte alla legge. Anche questa questione qui del reato del femminicidio, ma c'è già, Turetta è stato condannato al massimo della pena senza femminicidio e quindi ci vuole serietà. Chi deve giudicare deve essere serio, ok? Una volta Davigo, ho visto un video di Davigo che aveva parlato con un finanziere che si era lamentato che nella sua caserma c'era corruzione e non so, devono guadagnare di più, fateli guadagnare di più, ma non devono cedere alla corruzione queste persone. Chi deve giudicare non deve cedere alla corruzione, non deve cedere, perché cosa posso dire? Io mi fido di uno che ha studiato, ha fatto un percorso nella sua vita, devo fidarmi, perché non posso non fidarmi, è preposto ad assolvere quel compito, ma anche lui però un pochettino ci deve mettere nel suo, dai. Quindi tu suggerisci una maggiore responsabilizzazione dei magistrati, PM e giudici. Esatto. Adesso, una riforma della responsabilità civile vorresti. A prescindere dalla divisione delle carriere, che quelle sono tutte bagianate, ma si può già fare un movimento solo fra uno e l'altro. Però se uno studia per geometra e poi va a fare il chimico, sai che sono due cose diverse, ok? Ma siamo nella stessa scuola, è diverso, no? Uno deve fare il PM, va a fare la scuola per PM. Uno deve fare il giudice, va a fare la scuola per il giudice, in due edifici diversi. E il mio ufficio poi sarà in un edificio diverso dal tuo ufficio, perché se no siamo sempre lì. Quello serviva, il referendum, a parte che poi, se vogliamo precisare, 1.700.000 voti degli extracomunitari, con tutto il rispetto, ma... Antonino, avevi qualcosa da chiedere al nostro ospite Marco? Io vorrei chiedere semplicemente se lui crede ancora nella giustizia e poi chiudiamo, ma se volete riprendiamo giovedì prossimo. Sì, comunque sì, credo nella giustizia, sì. Molto credo bene. Che prima o poi, con tutto ciò che ci mette a disposizione la giustizia,
prima o poi le carte andranno in mano a qualcuno di responsabile, come vediamo il caso Garlasco, seppur a distanza di quasi 18 anni, sono arrivati in mano a Napoleone e lui sta mettendo un pochettino ordine. Io credo nella giustizia, sì. Credo nel mio paese, credo che non proprio tutto è da buttare, qualcosa c'è da sistemare, è vero, sì, ma se ognuno facesse un pochettino il suo, il paese girerebbe meglio. C'è un detto americano che dice: non pensare cosa il tuo paese possa fare per te, ma pensa cosa tu puoi fare per il tuo paese. E questa cosa dovremmo un pochettino adottarla un pochettino tutti. Dovremmo pensare un po' tutti a spingere il prossimo, chi abbiamo a fianco, a comportarsi bene, comportandoci bene noi stessi. Okay. Molto bene. Allora, grazie a entrambi, ci ritroviamo giovedì prossimo. Allora, avvocato, che ne dice col signor Marco? Alla prossima vediamo se riusciamo a far tornare Marco, vediamo come fare. Comunque lo faremo tornare, penso, se tu sei d'accordo, Antonino. Ma certo. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie a voi. Di nuovo. Chiudiamo qui, ci salutiamo con Lucio Dalla, ciao, del 1999, appuntamento domani 17:30 con Lorenzo Viviani, Chilometro Zoom. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Ciao. Ciao. C'è stato come un lampo lì, proprio in mezzo al cielo, era blu cobalto liscio, liscio senza un pelo. La città sotto era un presepe, le luci del tramonto, la scia di un aereo facevano più bello il mondo. Per lo sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puttane kosovare, poi altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare, poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao, 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 la spiaggia di Riccione, milioni di persone, le pance sotto il sole, il gelato e l'ombrellone, abbronzati un coglione, non hai capito ancora perché siamo stati sempre in guerra. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.